La soglia di margine che c'è oggi tra chi coltiva le rive del Conegliano Valdobbiadene superiore di OCG rispetto magari all'altra produzione Prosecco DOC, lo dice uno che viene dalla pianura, non solo si sta assottigliando sempre di più, ma ormai rischia di essere superata. E guardate che c'è il rischio, lo sento da parte dei giovani, dell'abbandono delle colline. Turismo e ambiente, ma anche sostegno al mondo agricolo, ai giovani, per scongiurare il fenomeno sempre più importante dell'abbandono delle rive da parte dei ragazzi. È l'assessore regionale all'agricoltura Federico Canera a lanciare questo appello alla valorizzazione anche delle risorse umane impiegate in agricoltura nel corso della presentazione del vincitore del concorso di idee Leopoldo Sacconi, indetto dall'Associazione per il Patrimonio delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene. Sarà questo logo a valorizzare anche graficamente il primo cammino naturalistico delle colline. Vince l'architetto Matteo Astolfi. Il nuovo percorso, con partenza da Vidore e arrivo a Vittorio Veneto, si svilupperà sul crinale delle colline attraversando Colbertaldo, passando per Fara di Soligo, Cison, Tarzo e Serravalle. A breve, anche grazie a questo lavoro condiviso di promozione del territorio, ha detto il presidente Zaia, presente in conferenza 1,5 milioni di turisti e atteso nei territori dell'UNESCO. Credo che ci sia spazio per far crescere l'imprenditoria che c'è già e che comunque ha caratterizzato un'ospitalità in provincia di Treviso che ormai è conosciuta in tutto il mondo, anche grazie al Prosecco, per cui siamo pronti ad accoglierli. Quello di cui c'è bisogno è oggi il rilancio e la ripartenza anche in termini di commercializzazione del nostro territorio e anche di nuovi servizi per gli ospiti che cercano sempre di più l'aria aperta, la piscina, gli spazi, l'enogastronomia e su questo ci stiamo attrezzando. Credo che si debba pensare a una regia unica anche perché il piccolo troppo parcellizzato non riesce a fare presa sul mercato, va messo insieme e quindi ci vuole necessariamente una regia unica per il territorio e una regia unica anche per l'ospitalità.